Piove sul bagnato ancora in casa Acragas, altra batosta è arrivata ieri per la decisione del Tribunale Nazionale Federale di penalizzare la società cracantina ed altre squadre siciliane. Ogni qualvolta la squadra riesce a guadagnare un punto, arriva puntuale la mannaia della sezione disciplinare. Il provvedimento del Tribunale cambierà le classifiche della Serie C, penalizzando 4 società e fra queste le siciliane Siracusa ed Acragas. La sezione disciplinare del Tribunale, presieduta da Cesare Mastroloca, ha sanzionato Arezzo 6 punti di penalità, Siracusa 4 punti, Vicenza 4 punti e Acragas 2 punti per le violazioni Covisoc. Le penalità verranno scontate nella stagione in corso. In questo modo diventano 43 i punti del Siracusa, che scende al sesto posto in classifica in coabitazione con il Rende. L'Acragas è già penalizzato di 3 punti lo scorso novembre, resta più ultima e sempre sola, quota 10 punti. Acragas aritmeticamente non disputerà i play-out. I tifosi imbestialiti gridano sui social la loro amarezza. È una fine annunciata, ha detto qualcuno, non doveva finire così, siete tutti colpevoli. La rabbia incontenibile, l'amarezza degli sportivi per la loro squadra ormai alle porte in Serie D. Tutto questo naturalmente complica ulteriormente la vicenda sportiva, giunta oramai al collasso, rischiando di far naufragare definitivamente la squadra ed il calcio che conta.